Alla fine è stata abbattuta e rasa al suolo Casa Fragapane a Porto Empedocle il 5 dicembre, una data simbolica da ricordare. Nel totale silenzio della politica, delle istituzioni culturali e delle associazioni, ad eccezione di Mare Amico, perché diciamo chiaramente non era una casa qualunque, l'edificio di proprietà del nonno materno di Camilleri dove lo scrittore aveva trascorso la sua gioventù definendolo il suo paradiso terrestre. Così il Comune, nella persona del sindaco Carmina, presidente pro tempore della fondazione, insieme ad altri due soci, Sellerio e la famiglia Camilleri, ne ha intimato la messa in sicurezza ed ha disposto l'abbattimento. Una decisione un po' azzardata, decisa dal sindaco che intima la fondazione della quale fa parte, per la quale sarebbe stato opportuno pensare ad altra possibile soluzione. Se la casa cinematografica del commissario Montalbano in provincia di Ragusa, località Punta Secca, è diventata una bellissima e interessante attrazione turistica culturale con migliaia di presenze di visitatori tutto l'anno, la casa di Camilleri avrebbe dovuto rappresentare la memoria storica dello scrittore in chiave turistica e perché no anche economica, oltre che volano per Porto Empedocle e la città di Agrigento. La Fondazione Camilleri adesso sta già pensando a nuovi progetti e non è esclusa la ricostruzione, magari con giardino letterario annesso. A noi ascoltatori rimane l'amarezza di una decisione frettolosa del Comune legata alle cause strutturali e di incolumità pubblica, senza un chiaro e puntuale progetto di recupero e valorizzazione dell'immobile. Di chi sarà adesso il terreno dello scrittore Andrea Camilleri? Che ruolo avranno fondazioni, eredi della famiglia? Siamo sicuri che il terreno prospicente non sarà venduto? Quanta fretta per abbattere? Lo scopriremo forse nelle prossime puntate.